Buongiorno, oggi è il 29 luglio, lunedì. Oh, che noia. Giovedì ho un colloquio di lavoro perché ho deciso di ho cercato un altro lavoro, un secondo lavoro da fare quest'estate e forse ne ho trovato uno, sempre pulizie. Ho un orecchino sì e un orecchino no. Adesso vi spiego anche il perché. Perché mi metto qua seduta perché sto montando cioè devo mettere la monachella all'altro. Questo è il modulo del tutorial che è uscito venerdì e mi piacciono, sono carini, sono semplici, poi con questi colori chiari, sono carinissimi. C'ho un brufolo qui, cioè, sembra un vulcano tipo, e me lo vedo anche con l'occhio, me lo vedo, mi dà un fastidio. Vabbè, allora finisco di montare l'orecchino e mi faccio sentire dopo. Fatto, ho montato anche l'altro, si era rotta la monachella perché ho girato l'asolina e si è rotto il metallo. Vabbè, oggi ho fatto l'allenamento del lunedì del pre-training di Kayla Itzines. Sì, ho deciso di iniziare anch'io questo percorso perché comunque non mi vedo bene, cioè dipende, ci sono giorni che mi vedo bene, mi vedo magra, mi vedo bene, appunto, che mi sto bene con me stessa e la maggioranza dei giorni invece mi vedo un po' cicciotta sulle gambe così e quindi ho deciso di iniziare anch'io questo percorso. Ovviamente sto mangiando più sano ma a parte che non è che mangio chissà che male, ecco, però comunque sto mangiando tanta frutta, bevo tanto e come facevo anche quest'inverno praticamente ho sempre mangiato bene, bevuto bene, se poi l'inverno ci si gonfia parecchio, però insomma ho deciso di iniziare anche l'allenamento. Questa è la guida, il pre-training, quindi il pre-allenamento vero e proprio, è di durata di un mese e praticamente si trova nella Bikini Body Guide 2, la 2.0. Se volete un video su come ho iniziato, perché comunque ci sono da dire delle cose, ecco, su questo pre-training, e quindi se volete un video più nello specifico me lo dite, me lo scrivete qua sotto e lo faccio, lo registro. Mi sento meglio rispetto alla settimana scorsa che ho iniziato. Devo dire che c'è stato un cambiamento anche solo in una settimana di resistenza, soprattutto c'è stato un cambiamento veramente, non dico radicale, ma c'è stato. L'ho notato bene. Sono al computer, devo preparare l'anteprima del video di questi orecchini e poi devo andare a fare la spesa, quindi devo andare alla spesa, dovrei prendere la pappa per panna, ecco. Niente di che, però non so dove e quindi intanto sto al computer e poi decido. Ecco qui, quindi ho preparato l'anteprima e ce l'ho qua sotto, eccola qui. Qui ho la pagina di caricamento, è arrivato Pepe in braccio, quindi vedrete il mondo crollare, tipo il video crollare, è al 31%, basta, quindi questo lo mettiamo giù. La mia schiena è interessantissima, vero Pepe? Ok, quindi qua ho Pepe. Ecco, lui adesso si posiziona per fare la ranna, ecco. Buongiorno, io sono Pepe. Buongiorno. Ho comprato da Zooplus, io dico Zooplus, lo so che non è giusto. Comunque ho comprato una spazzola per pettinare i gatti e è costata un botto, cioè io infatti ero molto indecisa se spendere così tanti soldi per una spazzola. È costata prezzo prova, quindi prezzo prova 24,90 €. Direte, sta qua è scema che va a spendere così tanti soldi per una spazzola per i gatti. Beh, però, cioè, funziona, è una meraviglia sta spazzola, tira via tanto di quel pelo che ho i gatti che sono liscissimi.
Ho pettinato anche le 2 gatte su dai miei, quindi no, mia mamma ieri mi fa: "Oh, da quando hai pettinato le gatte con quella spazzola sono morbidissime." Te credo. Perché quelle classiche non tirano via tutto questo pelo. No, ve lo posso assicurare. Io ci ho speso tutti sti soldi, però ne è valsa la pena. Voglio farvi vedere, perché su YouTube non ho ancora fatto vedere, la novità dell'appartamento, ovvero questo. Mi allontano se non si vede niente. È questo angolo un po' più rustico e c'è la vetrina e questa l'ho riempita, praticamente la televisione ce l'abbiamo nel mobile, così sta nascosta perché non avevamo un posto dove metterla, se no bisognava metterla lì attaccata al muro e non mi andava l'idea, e quindi non vogliamo evitare di far buchi, e quindi la TV è qua dentro al mobile. Ta-da! Poi ovviamente c'è ancora poco. Comunque la TV è qua dentro sistemata e sta al chiuso, al sicuro, da Pepe, perché prima era un po' in bilico, ecco. E niente, qui ho sistemato queste cosine qua, però poi toglierò, sono lì, sono di passaggio lì, ecco, sono provvisorie. E questa è la vetrina, sotto le 2 ante grandi, dentro non ho messo niente, e invece questi cassetti qua ci ho messo le stoffe di casa, quindi qua ho le tovaglie, qui ho quelli per asciugare i piatti e le mani, e come si chiamano i ciappini? Mi viene il dialetto, le presine. E poi qui ho le stoffe di casa, quindi centrini, copricuscini, federe anche qua, quindi, e basta. E questo cassetto qua, che è il primo in alto, invece è vuoto e non so cosa metterci, quindi al momento rimane vuoto. Quindi è cambiata anche la tavola, che è questa qui, e le sedie ovviamente sono cambiate, la panca è cambiata, e questa mi piace, sì, la roba da mettere via, ok. Copriamo la roba da mettere via, no. E questa mi piace perché ha l'angolino e ci posso mettere le cose là sopra. E niente, sostanzialmente questa è la situazione di adesso. Quindi una parete ci doveva essere il vetro anche lì, solo che andarlo a rifare uguale costava 100 euro, e quindi mio papà ha optato per fare così, per mettere comunque legno. È riuscito a fare abbastanza uguale e boh, insomma. Andiamo. Ecco. Qui in poggiolo ho messo i fiori, da un lato, più o meno al centro tra lo stand di biancheria e la fine della ringhiera, e dall'altro anche. Oggi il tempo è abbastanza bruttino, ma non avevano messo proprio così brutto, però è diventato brutto. Ok, quindi computer, ho fatto quel che dovevo fare e vi ho aggiornato la situazione della casa per il momento, finché stiamo qua. E belli! Ciao Sky e ciao Silvano. Sky, tu sei Vispa. E tu Silvano. Povero è Silvio. Silvano. Sky. Vado a vedere se c'è posta. Sono qui dai miei. Sì, l'ambiente è diverso. Perché è arrivato il postino, si è fermato. Ciao Lilly. Lilly è il papà di Pepe. Abbiamo capito. Quanta posta.
pubblicità. Kiwi. È arrivata apposta anche per me. Non ho idea di cosa sia. Che arriva qua poi. È strano. Andiamo su. Ciao Pisola. Ciao Leonessa. Leonessa è la mamma di Pisola e di Sky. Vero Leonessa? Ciao Kai! Il video è al 67% di caricamento, mancano 187 minuti e poi è online, ovviamente programmato per venerdì prossimo. Allora, io programmi per questo pomeriggio, dunque, ho preso due cose su da mia mamma che erano due cose mie, un paio di pantaloni e di jeans rosa, che adoro ma sono enormi, e volevo farci qualcosa, e un vestitino che quasi quasi ci faccio un grembiule per la cucina. Bella voce. È l'una praticamente, l'1:08. Abbiamo pranzato, io ho già lavato i piatti perché oggi è arrivato prima. Ah, che bello, non mi pare vero, se no a quest'ora ero ancora a lavare i piatti. Quindi ho fatto tutto. Sì, sono brava, sono brava. Continua a essere una vera cacca, nuvoloso, vento, il caldo africano mi pare che qua non arrivi, almeno qua da noi. Qua era aperto, adesso è chiuso. Tappeto nuovo comprato all'Eurospin, eccolo qua, viola l'ho preso. Quindi ho recuperato queste due cose, c'erano ancora pantaloni, ancora jeans, perché una volta appunto ero più gonfia, quindi portavo jeans tanto larghi, poi a me piaceva portarli col cavallo basso e quindi li compravo apposta più grandi per portarli giù. Quindi io stoppo il vlog perché adesso sono quasi le 3, no, 2:30 circa, e non so cosa fare, non farò niente di interessante durante questo pomeriggio, quindi mi sa anche inutile registrare cose che non possono interessare. Come conclusione di questo vlog volevo farvi delle domande e scrivetevi sotto nei commenti le risposte. Allora, che rapporti avete con i vicini di casa? Se avete avuto problemi, quali problemi avete avuto e come li avete risolti, se li avete risolti? Ecco, queste sono le cose che mi interesserebbe sapere per capire un po' meglio la mia situazione, ecco. Vorrei cercare di capire insomma un po' meglio il tutto e di inquadrare un po' le cose. Niente, ho visto che sta uscendo il sole, guardo fuori dalla finestra e è uscito il sole stranamente perché è tutto nuvolosissimo da tutto il giorno. Vabbè. Niente, quindi non ho nient'altro di interessante da dirvi e quindi diciamo che stoppo il video, è già stato anche troppo lungo. Vi lascio queste domande e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!